mettiamo ordine. C'è 2-3 day. Io lavoro e penso a te. Io penso a te. 2-3 day cavelas libero. Oggi mettiamo un po' d'ordine, attacco, d'alto, cacciate, cumarin. Cacciate cumarin, vabbè, anche da questo, ma per come si vede che oggi è lunedì. Buongiorno, ciao Kate. È troppo grande la città per tu come noi. Sì, ne sentite a Franco, sentite? È un cantante nascosto. Umani per le mangere. Non so quanto lo otterremo. Allora. È troppo grande la musica soft. Mamma mia, c'è questa è musica da Lecco, lo sai? Da letto? Lecco. A Lecco, in provincia di Como. Lecco. Sta musica sì. Troppo grande la città. Ho preso questo CD che è stupendo. Enzo David l'ha detto. Enzo David. Troppo grande la città per due piccoli. Dopo voglio dare dei CD, 2 CD. Sì. Che ho pagato una misera lire di 3 euro. Beh. Che ne valgono 29 per CD. Di altro Enzo David. Enzo, hai visto? Scherzo. È un CD masterizzato. Sì. Enzo non li può fare, se no la finanza lo arrestano. Giusto sto. Vabbè, buongiorno. Sì, Dici chiacchiere stasera. Buongiorno. Lunedì. Quindi Oggi è 12 e siamo quasi al giorno, il giorno mitico della disfida di Barletta. 12 febbraio 2018. Ragazzi, vi posso garantire una cosa, capo se ne va a Ciccione, mi sono dimenticato di togliere il wifi. Scusate, se no, ecco, hai visto? Meno male che mi ero ricordato. Il dito dorato. Meno male che mi sono Leonardo Bucci da Milano, ciao a tutti. Ciao, in che Leonardo. zona di Milano stai? Avete risuolato in questa zona, quella di Cruz, Guagnolo. Buongiorno cari amici di Barletta Adesso. 4 gradi e mezzo, facendo un freddo stamattina. Fa freddo, infatti Beata in bocca, già stata stessa a te cuverte. Secondo me sta qualcuno. Sì, sotto le coperte. Stanno a fare un buongiorno, che oggi è la festa a scuola. Sì, e infatti io posso andare 10 minuti più tardi. È vero. Sì, non è un problema. E il ponte grasso, domenica. Io domani faccio festa, ma domani all'orario sto lo stesso perché devo andare al dentista alle 8:30. Sì. Ecco perché ti ho detto, non ci sono. Vedete, ieri c'è stata la revocazione della disfida, un inizio di revocazione. Guardate che bello. Questo bandire per noi. E Camei. Vai. No, a proposito di. Macerata, amico mio, Maceratas. Piediripa di Sforzacosta abitavo io, 1994. Che bel sole, zio. Che bei colori. Stavo a dire, zio, cioè ieri vicino al come si chiama al castello. Beh. Ciao Michele Di Pietro, buongiorno. Ciao. Beh, ci stavo vestito. C'era i Fiera Mosca che fecero una revocazione della disfida, delle cose antiche, fece vedere le armi, gli scudi, cose, bella cosa. Ma io dico a voi comune che sto a pochi metri, sto a 3 metri. E questo è tutto. Aspetta, di chi è? Là da queste cose, ma perché non le pubblicizzate? Perché non chiamate noi? Cioè i social ormai si è capito che i social sono quelli che ti divulgano una cosa in un minuto e a Fanove ne è stata prova. Cioè non ho capito perché chi sta là seduto non gli frega un cavolo della nostra città. No, invece gliene frega solamente le cose loro. Ho visto che sono andati a Milano, alla BIT, lo sai che stanno a Milano, E poi c'è un'altra bomba. Un'altra bomba che ho visto sul sito del comune che hanno deliberato. Beh.
Allora, vuoi ridere? Sì, Ecco ti faccio ridere. Oh, signora, E no, c'è bella sotto pigiamina, signora. brava signora. Appena uno partete. Ah! Allora, Gesù la Gesù. bomba è questa. Che, allora, sai che il macello vecchio, Ah, è vero, mattatoio. il mattatoio in via Andria, sarà adibita ai pompieri. Lo sai? Ah, sì, ma c'è l'ho letto. Allora, l'ufficio veterinario si trasferirà in uno in un locale del palazzo che hanno fatto dietro alla ferrovia della dove per gli anziani, gli alloggi degli anziani. Ah, vicino ai Cappuccini. 40.000 euro per rimetterlo al posto. Allora, chi poveri Cristo non ci stanno, chi ne stanno. Cioè, voglio Ah, in quella zona là. Cioè, Ah, ho capito. ma io dico, non è che non ci deve essere l'ufficio perché abbiamo tanti immobili buttati. Cioè io veramente con che criterio fanno questi lavori? Criteri, io sono. Che tu l'hai saputo me, che va su date libere. Se tu stai a te, tu vieni a sapere prima. Loro tengono le cose imboscate e poi fanno assieme. Hai capito? A 7 e mezza all'ora che fanno assieme prima. Veramente, cioè io non ci credo. Cioè. Io Negli stessi alloggi di quella zona dove stavano, quando c'è una cacciacchita. bravo, proprio là. Ma la cosa è che hanno deliberato 40.000 euro per sistemare questa cosa. Ma voi siete persi, senti. Cioè la gente sta dormendo in macchina. E qualche vecchia ride che io stai in lista non ce l'hai detto ancora. Cioè, io non lo so, veramente, io non lo so. C'è criterio. Però è colpa nostra, che noi sappiamo prima queste cose. Che sappiamo prima a stendere, si da zio. Che sappiamo prima a Io stendere. voglio stare proprio per te, perché veramente ci sto che te esci che ne metti gli altri esci. Buonasera. Fratello, devi godere, cioè no, perché Spiraglio di sole. cioè, perché piace tantissimo questa cosa. Il castello, un sole e no. E no. E no, che dici, ma per te. Per te. Che dici, Antonio Nero, buongiorno, carissimo. Buon inizio di settimana a tutti quanti voi. De Barlet e Avest, ma Avest proprio. Avest, già mi trovato veramente ischetto. Ah, io vedo il Vegito. Ah no, l'Inter Vegito. Quando tornate, andate 20 dei a cambiare da ste, 20-25. No, ma peggio per voi se esce dalla Champions la Juve. Specie per i napoletani. Non ho detto questo. Comunque io da buon barlettano mi dispiace che il Barletta ieri ha perso 2-1 accorato. Non ho detto questo. Né Ceccone, né. Ma signore, quando faceva la cacca? Non lo so, sta pensando pure a sta cosa. No, ma Sta pensando effetto nusto. ma la bestia come i cristiani, zio. Ma ci andiamo alla stazione, dai, che deve. C'è la partita? No, adesso alle 7.45. Ah. 7.45. Michele Palmitessa, buongiorno. Ciao Michelino. Sarebbe Fnaut. E domani c'è ancora la revocazione della disfida, domani ci sarà una giornata della disfida. Sì. Allora, tornando al discorso, zio, dissero quelli del comune a un amico mio, noi abbiamo fatto le brochure, l'abbiamo data dove c'è la cantina della disfida. E destra, ci vai. Loro. Lascia stare. Mannaggia, oh diavolo, mannaggia. Non perdere tempo. Non dicesti fissare all'alto. Un saluto a Fabio Corcella, un mio grandissimo amico. Che è successo? A Fabio, il fotografo, mi fece un bel regalo ieri, il fotografo amatoriale, ma è bravissimo. Ce l'ho facendo. Fece la foto con mia madre e mia figlia. Quella è recente quella. Io penso fosse una foto vecchia. La fece Al castello. Ho visto tu, rosa e. bella. Signora. E questa musica sottofondo. Speriamo che va bene questa musica, così non diamo fastidio
Are, buongiorno. Ciao Are, buongiorno. E buone feste. Buone feste. Questa settimana... Hai fatto la buonanotte, questa settimana No. sto forse di andare a Modena. Quando a Modena vai? giovedì. Mercoledì o giovedì a Modena. Ma c'è vedere, ma c'è aranciere. Tu sei venuto in sud, zio. Ma ci Ma magari... c'è una zerrata, ma c'è. Fino a Cambiolo, Ma c'è una zerrata, ma c'è. C'hai 2 figli da mantenere a Cambridge. Ma c'è una Poi, zerrata. io quando non ci sei dico via Franco, sta qua a Franco. Lo sai che ho chiesto a Sergio di trovare le scarpette? È vero? Sì, dobbiamo trovare le scarpette, ma non è facile. Prima mattina, Troppo grande la città. prima mattina è bello. È uscito un articolo. Poi la prima mattina. Sì, è uscito un articolo che prima mattina hanno fatto un sondaggio. Attenzione. Cosa ti piace? No, cosa ti piace? Cioè, qual è la cosa più bella? Al primo posto il bagno, al bagno, andare in bagno a fare i propri bisogni. Al secondo posto fare l'amore. È vero? Sì. Ma di poco. Cioè, Prima te la lavi a al secondo posto però. Sì. Però dici che fa un bene, dici che ti dà energia, ti dici. Tutto la mattina. No. Ma stai parlando per mangiare che non è male. Fare l'amore è tutti i giorni, secondo me, è tutte le ore, tutti i minuti, se si fa l'amore. Io per esempio faccio l'amore tutti i giorni con la mia città. Io godo vedere la mia città, quando la mia città mi dà queste belle soddisfazioni, vederla questa bella. Energia, diciamo. Quello è l'amore, non pensiamo sempre al sesso. Questa è la mia sede, lo sai che questo. Sì, perché già qua, vedi la sete. Sì. A posto, ragazzi, io vi lascio a sto segnare. Via Michele. Non vedi che non mi penso. Ciao ragazzi, Barletti a veste, ciao. Ciao zio, un giorno andiamo meglio. Ci magari. Domani mattina ci vediamo. Sì, ciao. Grazie Areofalo, buongiorno, grazie. E si parte. Pietro Napoletano, buongiorno. Lo so Michele, lo so, grande Michele. Un saluto a Luigi, al grande Luigi, pizzeria by Bettola. Saluto a Carlo Battone, l'ho visto in manifesto, spero che non è una cosa, spero che non è una cosa vecchia, è una cosa vecchia, non è un 30°. Anche qua no, a pensare solo che noi abbiamo il sole, Vicky. Ciao Chitano, buongiorno. Che bello, è bello. E allora, buongiorno, buon lunedì 12, siamo già al 12 febbraio, cari amici. E 12 febbraio significa che siamo già a metà del mese, quasi a metà del mese di febbraio. Passa il tempo, passa. Comunque oggi già si vede che oggi fanno feste i ragazzi a scuola perché c'è meno traffico, c'è meno che di solito a quest'ora. E vi vogliamo augurare una bellissima giornata, una buona bellissima settimana, un buon inizio di settimana e spero che questa sarà una settimana piena di soddisfazioni, cari amici. È l'augurio che vi facciamo noi di Barletti a Veste.
E allora buongiorno, buon tutto, ci sentiamo al più presto, va bene? Ciao a tutti, Barlette a Vesta, auguri a tutti chi festeggia qualsiasi ricorrenza, non voglio dimenticare nessuno, auguri chi festeggia il suo compleanno, dalla Barlette a Vesta, l'Elurus, che vi auguro sempre il meglio del meglio. Buona giornata a tutti, ciao!